L'Università d'Agrigento deve essere sostenuta, non immobilizzata. Un appello al Presidente Schifani, e questo è il messaggio che le consigliere comunali di Agrigento, Zicari e Bongiovi lanciano forte e chiaro al termine della sesta commissione. Presidente, torniamo a chiedere attenzione e cura per la nostra amata città Agrigento, per il nostro territorio. L'università, ovvero l'Equa, è di fondamentale importanza. Siamo allarmati dalle notizie che leggiamo sulla stampa e la preghiamo di intervenire con tempestività per scongiurare ogni danno per gli studenti e per l'anno accademico in corso. A breve ci saranno le elezioni amministrative ad Agrigento. La nostra città ha bisogno di un clima sereno e della voglia di far funzionare le cose. Chiudiamo la stagione delle incomprensioni e delle polemiche e apriamo un nuovo corso che abbia al centro il rilancio di Agrigento. Durante l'ultimo consiglio comunale, il sindaco di Agrigento, continua Zicari, mi ha invitato a partecipare alla prossima assemblea dell'Equa, che si svolgerà il 14 gennaio alle ore 14, come apprendo dal sito stesso dell'università. Prendendo molto sul serio le sue parole, io sarò presente mercoledì pomeriggio e invito tutti gli agrigentini che hanno a cuore l'Università di Agrigento a essere presenti e fare sentire la propria voce. L'università va sostenuta e non paralizzata. La politica trovi pertanto una soluzione di equilibrio ed efficienza in fretta. Questo quanto comunicato dalle consiglieri comunali Zicari e Bongiovi come componenti della sesta commissione.